Spero si veda, datemi una conferma. Sì, sì, si vede bene. Bene. La prima cosa che torno a mostrarvi dopo averla fatta vedere anche lo scorso anno è la climatologia delle temperature medie annuali sul Veneto. Vi faccio notare come ci sia un incremento evidentissimo delle temperature. In questo caso le vedete dal 1955 al 2024, sono 70 anni di misure. Vedete come dagli anni 80, dalla fine degli anni 80, sul Veneto si registri un sistematico incremento delle temperature. Vedete le linee tratteggiate rosse sono le temperature medie decennali, vedete con che ritmo aumentano. Osservate poi che gli ultimi 3 anni sono stati i più caldi della serie storica. In particolar modo il 2024 ha superato il 2022 e anche il 2023 è stato estremamente elevato. Per cui abbiamo i massimi di temperatura. Ogni anno tendiamo a registrare un nuovo massimo di temperatura e anche il trend nell'ultimo trentennio è veramente importante. C'è un aumento di quasi 0,7 gradi Celsius ogni 10 anni. È una situazione che personalmente mi preoccupa un po'. Veniamo alla nostra situazione. Diciamo, abbiamo preso come riferimento la stazione di Conegliano per dare un'idea sul Veneto dell'andamento delle temperature. Vi ricordo sempre che Conegliano è in una posizione climatica molto favorevole, per cui insomma è un dato significativo sicuramente per la pedemontana, per situazioni esposte a sud. Ma proviamo un pochino a seguire l'andamento delle temperature. Qui le avete rappresentate le temperature medie giornaliere da ottobre dell'anno scorso fino a ieri l'altro. Vi ricordo che la banda grigia entro cui si muovono le temperature rappresenta un campo tra il 10° e il 90° percentile, per cui l'uscita da questa fascia grigia, quando i dati dell'anno analizzato escono da questa fascia grigia, vuol dire che siamo su valori che, se non sono eccezionali, sono però rari. Cosa possiamo vedere da questa analisi? Beh, intanto vedete che prevalgono le colorazioni rosee, per cui abbiamo temperature tendenzialmente superiori alla media. Da una occhiata generale vediamo anche che la temperatura media di Conegliano, la temperatura media giornaliera, non è mai scesa sotto lo zero, per cui sì, è confermato il fatto che questi anni sono caldi. Prima cosa che evidenzio, tra la metà di ottobre e la prima decade di novembre abbiamo avuto una fase realmente calda. Vedete come i valori termici si sono portati anche quasi sopra i massimi assoluti. Poi un'ulteriore fase calda si verifica durante l'inverno. Sono fasi che non si notano molto perché si sta molto bene con le temperature invernali molto superiori alla norma, in genere è positivo, però osservate come nell'inverno abbiamo avuto varie fasi molto calde con temperature elevate. In particolar modo vedete che dalla fine di dicembre a inizio di febbraio c'è una prolungata fase con temperature elevate, molto superiori alla norma. Abbiamo avuto, esaminando non le medie ma le temperature minime, abbiamo avuto 13 giorni, per fortuna dico io, con temperature inferiori allo zero. Il giorno più freddo è stato il 14 gennaio, abbiamo raggiunto quasi i -2 gradi centigradi, e la prima gelata c'è stata il 23 novembre, l'ultima gelata c'è stata il 20 febbraio. Ecco.
Poi qui vi segnalo, diciamo, ulteriori fasi calde in marzo, dalla fine di febbraio a marzo, abbiamo avuto anche qui ulteriori fasi calde con delle oscillazioni, però soprattutto nella seconda decade verso il basso. Vedete che ci sono stati alcuni giorni estremamente freddi per le temperature medie di marzo. Ulteriori fasi calde, una fase fredda significativa, anche se molto veloce, c'è stata anche attorno all'8 aprile, e poi abbiamo ancora, diciamo, in generale un mese di aprile abbastanza caldo, con notevoli impulsi di elevate temperature. Maggio si presenta complessivamente con temperature un po' sotto la media, però abbiamo avuto una sensazione di freddo, anche perché non siamo molto abituati al fatto che le temperature si abbassino, ma al di là di questo fatto vedete che ci sono 3 impulsi freddi, forse un po' eccessivo, 3 impulsi freddi che portano le temperature vicine al 10° percentile, per cui sono stati degli impulsi freddi significativi anche confrontati alla climatologia del trentennio. Contrariamente a quanto successo perlomeno l'anno scorso, ma anche in altre primavere, a giugno le temperature sono schizzate verso l'alto. Vi ricordo che l'anno scorso abbiamo avuto invece un giugno piovoso e freddo. Qui, al contrario, le temperature sono schizzate verso l'alto. Negli ultimi abbiamo avuto 14 giorni, per dirvi, di giugno con temperature massime superiori ai 30 gradi, per cui sono condizioni chiaramente estive e anche di disagio fisico. Di disagio fisico. Partiamo da un'analisi termica dell'inverno su Conegliano in questo caso, ma è abbastanza rappresentativa del Veneto. Abbiamo preso nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Vedete che l'ultimo anno, il 2024-2025, come temperature medie complessive del periodo risulta superiore alla media. Non è eccezionale, ci sono stati degli inverni più caldi, lo scorso per esempio, però vedete che le temperature sono anche comunque decisamente superiori alla media. Poi ripropongo questi grafici che vi avevo già mostrato lo scorso anno. Queste sono l'insieme dei valori di temperatura media mensile di marzo, spazializzati su tutta la zona pedemontana e l'alta pianura. Sono stazioni che operano tra i 50 e i 500 metri sul livello del mare, e avete sull'asse delle X, che è finito un po' a bordo pagina, avete le precipitazioni, mentre sull'asse delle Y avete la temperatura media. Allora, cosa si vede da questa immagine? Questa è la temperatura media, la linea verde è la media trentennale. La temperatura di marzo risulta più elevata della media trentennale, quindi è stato un marzo caldo. Si porta leggermente fuori di quella banda verde che indica la normale variabilità dei valori attorno alla media, per cui siamo proprio al limite. È un anno caldo, non eccezionalmente caldo. Sul fronte delle precipitazioni, invece, vedete che anche in questo caso siamo decisamente sopra la media. Siamo usciti dalla barra blu, quindi sono precipitazioni molto elevate. Lo scorso 2004, che è il pallino giallo che vedete un po' in alto a destra, vi mostra che il mese di marzo dello scorso anno aveva avuto temperature più elevate e precipitazioni ancora più elevate di questo mese del corrente anno.
In marzo avevamo visto che c'era stato un impulso freddo tra il 18 e il 20 marzo, qui Patrick Marcuzzo mi ha costretto a guardare meglio i dati e in effetti abbiamo visto che in questi 3 giorni, in particolar modo nel giorno 19, le temperature minime, in questo caso stiamo parlando di temperature minime, sono scese sotto zero. Quelle fasce azzurrine che vedete su gran parte della pianura indicano temperature sotto zero. Colognola, i Colli, Galzignano sono arrivati a segnare addirittura un meno 3 gradi centigradi, però vedete che molte stazioni della pianura sono arrivate a meno 1 gradi Celsius sotto zero, per cui abbiamo avuto effettivamente in questi 3 giorni delle gelate. Aprile, stesso giochino di prima, abbiamo la temperatura sempre sopra la media, fuori della fascia verde, per cui sono valori tra i più elevati. Le precipitazioni sono anche queste superiori alla media, ma abbastanza vicine al normale campo di variabilità, per cui abbiamo avuto un aprile caldo e abbastanza piovoso. Anche qui però abbiamo avuto un impulso freddo, l'8 aprile, per carità, le zone bianche della pianura vi indicano aree dove le stazioni hanno registrato valori prossimi allo zero, perché sono tra 2 e 0 gradi Celsius. Pochissime stazioni hanno segnato valori sotto zero, ma tenete presente che la temperatura di queste stazioni viene misurata a 2 metri dal suolo, mentre il problema di gelata si verifica in prossimità del suolo, per cui anche registrando valori leggermente superiori allo zero è possibile che ci siano state gelate, soprattutto in posti particolarmente esposti al rischio di gelate in prossimità del terreno, per cui anche l'8 aprile, nonostante le temperature superiori alla media, ha fatto registrare problemi molto contenuti, limitati di avvicinamento dei valori allo zero. Maggio estremamente piovoso mi sembra di ricordare. La temperatura risulta inferiore alla media, di poco inferiore alla media, e la precipitazione non è eccezionale, come vi ho detto io, rientra nel campo dei valori superiore alla norma, ma rientra nel campo di valori, di variabilità dei valori attorno alla norma, perché abbiamo un maggio appena un po' freschetto dall'analisi complessiva del mese, nonostante abbia avuto dei singoli impulsi freddi con precipitazioni sopra la norma. Notate che lo scorso maggio aveva avuto temperature simili, ma precipitazioni eccezionali. Vedete il 2024, dove si porta, era risultato il maggio più piovoso del trentennio. Giugno chiuso a ieri, al 26, temperature elevate. Vedete come il giugno 2025 sia estremamente vicino al 2003 e su valori prossimi al 2019. Erano state annate estremamente calde, ma il 2003 ce lo ricordiamo bene tutti, con precipitazioni un po' sotto, al momento un po' sotto la norma. Focalizzando un pochino il discorso sulle precipitazioni, qui avete un'analisi delle precipitazioni, della differenza delle precipitazioni rispetto alla media trentennale, delle precipitazioni cadute tra ottobre e ieri, sostanzialmente, ieri l'altro. Vedete che c'è un bilancio
un bilancio pluviometrico nettamente positivo. Sono caduti 900 mm contro una media di 820 mm, per cui il bilancio di lungo periodo è positivo e è pressoché tutto il territorio regionale. Una cosa interessante, se consideriamo questo indicatore che lavora su 2 anni, vedete come il Veneto centrale sia caratterizzato da una piovosità, da un surplus importante di apporti pluviometrici. Quindi c'è una piovosità che va da severa a estrema nella fascia centrale del Veneto. Questo indicatore non vi dà informazioni a livello di campo agricolo, di vigneto, ma vi dice più o meno come si stanno comportando i pozzi che sono alimentati da falde freatiche a lenta ricarica, per cui c'è acqua nel terreno perché sono 2 anni che sta piovendo sopra la norma, e questi 2 anni fanno seguito a più di 2 anni, perché mi pare fossero 27 mesi, da febbraio 2021 ad aprile 2023, che al contrario sono stati tendenzialmente siccitosi, per cui abbiamo un'alternanza di una fase prolungata nel tempo siccitosa con una molto piovosa. Qui vi ho riportato per Conegliano una sommatoria delle precipitazioni rapportate alla climatologia. Notate gli importanti apporti che hanno creato un surplus ad inizio dell'anno idrologico, gli importanti apporti dei primi 20 giorni di ottobre. Poi vedete come ci sono prolungate fasi di assenza di precipitazione che si intervallano a delle precipitazioni abbastanza normali, mi direte voi, ma complessivamente il bilancio pluviometrico di lungo periodo è superiore alla media. Qui abbiamo un focus sempre su Conegliano sull'anno, e vedete i singoli giorni, gli apporti pluviometrici dei singoli giorni. Anche qui vi evidenzio il fatto che a periodi con importanti precipitazioni si alternano alcune fasi di carenza di precipitazioni, per cui abbiamo un bilancio pluviometrico complessivamente positivo, però con fasi di assenza di precipitazioni abbastanza lunghe. In particolar modo vi segnalo i 23 giorni dal 24 maggio al 15 giugno, dove sono caduti 8 mm, e poi qui la fine di giugno, che vede una decina di giorni con assenza di precipitazioni. Cerco di concludere. Sulla presentazione ho riportato queste solite carte che metto sempre di differenza delle precipitazioni cadute rispetto alla media del trentennio. Vi possono dare una informazione, perché la distribuzione spaziale è sempre complessa, è sempre irregolare. Se analizzate l'area di vostro interesse, vi possono fornire delle informazioni sul surplus o sul deficit pluviometrico. Come al solito vi invito a leggere molto bene le scale, perché uso scale diverse, per cui i colori hanno in realtà significati diversi. Vedete qui ottobre estremamente piovoso, seguito poi da 2 mesi tendenzialmente siccitosi. Vedete qui i mesi di gennaio, febbraio e marzo. Marzo, vi ricordo, molto piovoso. Questa è la situazione di aprile. Il rosetto del deficit pluviometrico, guardate che è di scarso rilievo, perché mancano all'appello una ventina di millimetri o anche meno, per cui è una situazione abbastanza buona nel complesso. Maggio,
Qui abbiamo già temporali, vedete la situazione a macchie, che è tipica dei temporali, con zone di surplus e zone di deficit pluviometrico. E poi queste sono le precipitazioni di giugno. La cartina anche qui fa un po' impressione, ha questi colori molto vivaci. Se guardate i numeri però vi rendete conto che soprattutto sulla pedemontana, sull'alta pianura, gli apporti non sono poi così importanti, perché vedete Valdobbiadene 40 mm, Lison 33, Breganze 22, Marano di Valpolicella 10 mm, per cui in quest'ultimo mese abbiamo avuto sì temporali localmente molto anche importanti, abbiamo avuto fenomeni, anche qualche fenomeno grandinigeno, ma gli apporti sono estremamente irregolari, estremamente mal distribuiti. Questa cartina considera anche le piogge di questa notte. Ecco, per cui le conclusioni riassumono molto velocemente quello che vi ho già detto e ecco, vi ringrazio per la pazienza che sempre avete con me. Buona giornata.